Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash veloce del vostro maledetto veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo, parleremo un po' della frutta cotta, delle verdure cotte, che, che possono rappresentare un po' il nostro vissuto come massaie, come cuochi, ma anche come gente che sta viaggiando in questo cammino della vita e si rende conto che alcune volte incontra momenti, persone, situazioni ormai non cotte ma stracotte. Però prima di fare questo vi ricordo che abbiamo ormai in pista e già in vendita il famosissimo ebook di Radionica Magica, costa 50 euro, nel sito capitano.intervista.org c'è il best buy praticamente, si acquista 50 euro e viene personalizzato, come si suol dire, un ebook molto particolare e potente. Per quelli che hanno già pagato i ciondolotti, sono in lavorazione, sono arrivati dalla Russia, 10.000 chilometri, praticamente se andavo a prenderli a piedi arrivavano prima, ci hanno messo 3 mesi, adesso la lavorazione di un mese. Quindi per chi ce l'ha già pagato, 150 euro ce li ha già dati, deve solo aspettare il tempo di maturazione e il ciondolo verrà recapitato a casa per raccomandata. Raccomandata. Bene, parliamo un po' di... mi ero dimenticato, questa sera alle 21, come sapete, ciao Maria, ciao Rosa, questa sera alle 21 avremo le sibili interattive del canale Maretto Veneziano con la partecipazione straordinaria niente poco di meno che il Leganda, quindi saremo in buona compagnia. Bene, parliamo un po' della frutta cotta, perché oggi sono passato a fare un po' di spesa, sono andato da un fruttivendolo locale e a un certo punto vedevo che c'era cacchimiri, come si suol dire, un po' troppo acerbi, no? Allora io ho chiesto, ma non c'è magari qualche caccomelo un po' in là, un po' maturo? E il verduriere, cioè il venditore, chiaramente, astutamente, come un giaguaro, ha alzato la cassetta e sopra c'era un bellissimo plateau di cacchimini, giusti, 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 eh. E questo pensiero in fondo lo fanno tutte le massaie, tutte le donne, ma anche gli uomini, che vanno a fare la spesa. Cioè, se bisogna mangiarli nello stretto termine, si cerca sempre di prendere della verdura, frutta giusta, no? Se invece bisogna avere un lasso di tempo più lungo, si prende chiaramente verdura o frutta, chiaramente che è un po' indietro nel tempo. Ma il collegamento con l'esoterismo com'è? È che molte persone, no, a un certo punto navigano su internet per trovare soluzioni, magari con la frutta cotta, che non è proprio frutta, ma è fatta di carne, no? E allora magari la chiamano narcisisti, egoisti, li chiamano con vari nomi, ma alla fine, parliamoci chiaro, è frutta cotta. E vi danno consigli di come catturare questa frutta cotta, no? Nel senso che ormai sono stracotti, questi narcisisti, ormai anche i paracari di Modena sanno che bisogna stare lontano. Ma si vedono tanti promoter, tanti divulgatori che danno consigli come catturare, schiavizzare, rimbambire o fare altre cose a questi frutta cotta, no? Chiamiamola frutta cotta. Ma cari amici, se voi volete mangiarla subito questa frutta cotta, la si mangia, no? Se voi avete un narcisista tra le mani, uomo che sia donna, la si mangia e poi è finita lì, non è che si prende qualcosa di lunga durata. Se invece voi volete un frutto che duri nel tempo, magari lo prendete un pochettino acerbo, un pochettino che si può poi gestire. Quindi quando io vedo questi grandissimi divulgatori, bravissimi, che hanno un seguito immenso, no? Cioè, in sintesi, eh, che cercano di rifilarvi ancora questa frutta cotta, invece voi volete un prodotto di lunga durata, che insomma lo potete decantare, lo potete sfruttare in più occasioni, nel senso mettere in tavolo, mangiare, non mangiare. Allora io penso che questi verdurieri di illusioni, no? Queste persone che a un certo punto, pur di, come si chiama, perpetuano, no? Mille modi di catturare un frutto che ormai è, come si suol dire, è passato, no?
è un narcisista. Certo, uno può dirsi, ma alla vita di sì, però non ci potete, capite, se non lo piantate sottoterra e fate un albero, no? Non ci potete fare molto con quello lì e poi perdete tempo perché chiaramente sei troppo maturo, ma non di età, perché uno può essere anche la cosa, ma non essere narcisista, avere una grandissima esperienza ed aiutarli in tantissime situazioni. Se è grande non è detto che è proprio cotto, anzi molte persone con una certa età hanno un'esperienza da evitare, perché come vi ho già spiegato in altre pillole, l'esperienza non si studia nei banchi di scuola, bisogna proprio prendere colpi nella vita e di solito ragione chi sta in più. Quindi quando sentite questi verdurieri di persone, quando sentite questi verdurieri di persone che cercano di rifilarvi dei cacchi miele stracotti che se appena li toccate plof, no? Lasciate stare, voi non avete bisogno di metodologie per fregare il caccomila, no? Mm. Esatto, brava. Ciao Tiziana, ciao Rosa, ciao Maria. C'è Rosa dice una bellissima cosa. Esatto, quindi le donne, soprattutto le donne, perché sono il lato più sensibile, non debole, perché ci sono alcune donne che sono delle tigri, bisogna ammettere anche questo, però le massai che vanno a prendersi la frutta non è che si fanno ingabolare, non è che si fanno fregare, cioè se voi sapete che in famiglia il cacomero mangia sul marito o il figlio, non è che li prendete tutti maturi, ne prendete un po' maturi, un po' meno maturi, così che alla fine riuscite a gestirli, no? E la stessa cosa con questi venditori di illusione che vi spiegano 10.000 trucchi, no? L'unica cosa per fregare un cacomela maturo è congelarlo, però anche lì dopo, quando lo scongelate, capite che la cosa va in vacca, no? Quindi, perché questo discorso? Perché vedo moltissime persone che mi contattano, mi dicono, ma quello là, quel divulgatore dice che bisogna fare così, cos'ha, e su e giù per tenersi il cacomela marcio. Signori, quando voi avete un narcisista, chiamatelo come voi, volete un egoico, un arrampicatore sociale, è chiaro che poi potete mettere anche insieme due cacchini maturissimi, cioè donna e uomo, però capite che hanno una durata di 6 mesi, quando finisce l'illusione, no? Quando finiscono i danei, quando finisce il sogno, no? Poi sapete che i sogni muoiono all'alba. Quindi vi svegliate e vi dico, quel verduriere mi ha fregato, mi ha venduto due cacchimine praticamente vicino alla e non le ha mangiate nessuno oggi, capite? Perché poi dopo bisogna anche avere il palato per mangiare cose troppo mature. Quindi bisogna stare attenti alla frutta matura, non grande di età, no? Ma grande di maturazione. Qui si parla di maturazione, cioè non è che vi sto dicendo che se volete sposarvi dovete andare all'Ide o all'Aldi dove c'è un grandissimo brunetto, vi sto dicendo che ci sono dei divulgatori che stanno vendendo pacchi, container di pacchi di cacchi, miele maturissimi, no? Che nessuno vuole e stanno cercando di riciclarli in quelle massaie, per quelle massaie che non sanno che i sogni muoiono all'alba, no? E allora bisogna sempre avere un giubbetto antiproiettili quando si ascoltano questi divulgatori, per il semplice fatto che poi magari si comincia anche a credere, no? Io ho seguito una volta un bravissimo divulgatore, ho fatto tantissimi video, cioè le cose che diceva erano giustissime, però mancava del tempo. Se questo caccomela dura 3 giorni in tavola, non è che potete dire, poi ci sarà sempre, certo l'ho fregato una volta, l'ho comprato una volta, ma poi se l'avete in casa e non mangiate, marcisce. Capite? Vi trovate anche il dovere di buttare una spazzatura. Quindi tutte queste signore, no, che si sono magari anche innamorate di un cacomela maturo, no? Non di età, ma di sostanza, il pacco ve lo siete portati in casa e dopo vi spiegano 1000 trucchi per mangiarlo. Ma capite che a un certo punto, no, il problema è che se ne avete comprati 2 o 3, la cosa diventa spessa. Quindi attenzione al verduriere che vi vende il caccomino marcio, cioè vicino a marcio, o quei venditori di, come si dice, quei che sembrano quasi le 3 stelline Michelin, no? Che anche in una situazione praticamente tragica, no? Quasi che vi danno di quelle ricette che anche un cacomelo praticamente diciamo che da mummificare neanche perché ormai
ve lo fanno passare, ve lo fanno ricatturare, ve lo fanno ricomprare cercando di... ma voi non siete, noi non siamo le 3 stelline Michelin, o non siamo personaggi che vogliono avere matura troppo, cioè verdura e frutta troppo mature in casa. Cioè, una volta puoi sbagliare nella vita, ma quando il verduriere cerca sempre di venderti la solita cosa che non è riuscito a vendere a quello prima, perché capite che sei lì sul banco, sei lì l'uomo, la donna è sul banco ancora matura, che non ha preso nessuno. Oh, un perché ci sarà, e quello che passa dopo e gli viene a dire, ma sei un narcisista, però sai, se fai questi aggiustamenti, se lo freghi di qua, se lo freghi di là, se gli fai sentire la tua mano, oh, ma quello lì è sempre maturo, è fatto, non l'ha raccolto nessuno. Certo, uno potrà dire, sì, ma il borsellino gonfio, sì, ma poi portatelo a letto te, uno col borsellino gonfio che è ormai fatto, non l'ha preso nessuno. Capite? Bisogna avere il giusto equilibrio. Certo, poi c'è gente, ci sono tribù che mangiano meli, cacchi meli, adesso dicevo con i cacchi meli perché è la stagione. Scusa Monica? Sì, esatto, bravissimo, Oscar Wilde era sicuramente interessante da ascoltare, però voglio dire, ha ragione, perché io sono un'anima antica, e non solo io, sicuramente molti che mi seguono sono anime antiche, no? Perché sennò mi avrebbero già bannato. Però quello che voglio dire io, è che bisogna stare attenti ai verdurieri che cercano di rifilare cacchi mele piuttosto lì vicino che non ha scelto nessuno, no? Perché chiaramente se lo volete consumare subito, consumatelo, no? Passate un mese di passione, un mese di gloria, chiamatelo poi come volete. Il problema, Monica, è che quando questi cacchi non ne avete bisogno perché voi volete, insomma, gustarvi ed aggiudarvi la frutta, magari per più di un giorno, di 2, di 3, chiaramente dovete scegliere della frutta interessante per le vostre possibilità. Quando invece andate sul web, sentite dei grandissimi verdurieri che cercano di rifilarvi il solito cacco che non ha preso nessuno, no? Che tutti sono scappati perché se è lì qualcuno sicuramente l'ha lasciato andare, che cerca sempre di fregare tutti, no? Con la sua, sapete i narcisisti che ne inventano una del diavolo tutti i giorni, e a un certo punto trovate anche il divulgatore, l'esoterista, chiamatelo poi come volete, che vi spiega 10.000 modi per poterlo ricucinare. Allora, capite che c'è qualcosa che non funziona nel gioco. Cioè, è come se una massaia andasse del verduriere, e questo qui, pur di rifilare il cacco che ormai è vicino troppo alla maturazione, che se non lo mangia oggi lo deve buttare nel secchiello dietro il camioncino, dietro il negozio, e cerca di rifilarvelo a voi. Il concetto alla fine è lo stesso, solo che uno è un personaggio che distruggerà tantissimi sogni, no? Perché i sogni a casa mia o a casa di tanti muoiono all'alba. Invece ci sono questi che continuano a spiegare 10.000 atteggiamenti, attacca il telefono, non fate sentire, rispondigli di no, fagli qua, fagli... Oh, ma stiate parlando di un caco che praticamente è vicino alla, capite? Alla putrefazione, e cerca di rifilarvelo a voi perché magari avete le diotrie basse e non avete visto che non è maturo. Quello che voglio dire io, state attenti sia ai verdurieri che alla frutta o alla verdura, perché io adesso parlo di cacco, ma potrebbe essere un'anguria, un melone, una zucchina, capite? Quindi quando noi andiamo sui social, alcune volte, ad esempio, la radiestesia è un aiuto, no? Io mi ricordo anni fa mi aveva contattato questa signora che aveva trovato un caco, no? Che era proprio maturissimo, solo che fuori aveva una bella pelle, no? Era un caco dottore, era un caco dottore, e mi diceva, sai, quello personaggio mi piace perché ci sa fare, ma a livello professionale era bravissimo, era veramente un signore, no? Il problema è che quando l'abbiamo analizzato il capo, sto parlando non del dottore, quando abbiamo analizzato il dottore e anche il caco, quel caco lì dentro non era fatto bene, era un caco, capite, pesante, che vi lasciava il passo. Io ho detto, lascia stare questo caco, perché ci sono tantissimi cacchi mele, puoi andare lì, no, è una battuta, però per dirvi che bisogna analizzare una bella radiografia radionica
radiostesica, chiamatelo poi come volete, e alla fine non si prendono i pacchi. Invece ci sono persone, non so che se sono masochisti, se sono persone che a un certo punto hanno deciso di intossicarsi con cose che vicino a putrefazione, ma continuano a sentire questi predicatori di come cucinarsi il cacomela maturissimo. Figliola, l'hanno scartato tutti questo cacomela maturissimo, si sa perché, no? Quindi quando andate al verduriere, no? Sul tubo o in giro, state attenti ai cachi troppo maturi, ma può essere anche una zucchina, un zucchino, oppure può essere qualsiasi prodotto, perché se no il pacco lo prendete voi, no? E poi magari lo lasciate in casa e nessuno lo vuole, perché chiaramente gli altri non si va, e dopo 2 giorni i marci da buttare via. E quindi quando sentite questi imbonitori, se il tipo non ti risponde attacca, e se il tipo ti risponde digli così, fallo soffrire, non dare niente, ma signore, ma stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di frutti, non stiamo parlando di meretrici, stiamo parlando di persone che vogliono costruirsi la vita con altre persone e magari cercano anche il frutto ideale che si chiama anima gemella. Poi quando, ma il top è quando a un certo punto, il top della gamma, è quando a un certo punto sanno benissimo questi che esiste l'anima gemella, ma visto che c'è un mercato che lo segue immensamente, hanno inventato la parola fiamma gemella, no? Perché cercare l'anima gemella ci vuole un impegno spirituale, ma se trovi invece la fiamma gemella una botta di 20 anni e poi via lo ricicli, allora è tutta New Age che va bene. Allora ti trovi gente che ci ho trovato la mia fiamma gemella. Sì, ma oggi sei sano, sei un cacco maturo, giusto. Nella prossima vita, se vai in alcuni istituti e vedi quelli che avevano trovato l'anima, la fiamma gemella sana, e vedi come sono colci per il semplice fatto che il karma a un certo punto qualcuno deve pagare. A un certo punto io ho visto, come vi ho detto in altre pillole, certe fiamme gemelle, certi personaggi che erano dei cacchi che li volevano tutti, no? Cacchi mele top, no? Ho visto i risultati, l'ho visto proprio con i miei occhi e vi dico che quel giorno ho pianto per 1 ora in macchina, perché dico, come è possibile che la gente... Eppure nella vita prima questi qui erano dei super cacchi, no? Che tutti, anche se erano maturissimi, tutti li volevano, però alla fine il conto arriva, no? Se non arriva in questa vita... Io mi ricordo il capitano degli Alpini in Torino, un giorno è venuto a trovarmi mentre facevo il barista, avevo 23 anni, e mi disse: sai Marietto, potranno sfuggire alla mia giustizia, ma non sfuggiranno alla giustizia di Dio. Io lì mi sono ghiacciato perché avevo 23 anni. Cioè lui, quando si toglieva i guanti bianchi, era già un personaggio, insomma, Ma quando mi ha detto questa cosa qui, la giustizia di Dio, per certi cacchi, è durissima. Quindi, cari signori e care signore che ascoltate il Marietto, scegliete il verduriere giusto, non andate ai verdurieri che cercano di farvi mangiare un cacco, no? Stracotto, facendolo passare per un cacco che va bene. O può essere anche una zucchina, un anguria oppure un ravanello. Il concetto è di non farsi fare allungare i sogni muoiono all'alba. Uno può avere anche il sogno di mangiarsi 10 cacchi maturi, ma poi quando si sveglia deve svegliarsi massiccio e grintoso per cercare il giusto capo e il giusto verduriere, perché se no alla fine ci sono solo problemi e dopo bisogna trovare l'esoterista che mette il cerotto sulla riga giusta, bisogna trovare soluzioni magiche a destra e a sinistra. Quando si lavora bene con i verdurieri si hanno dei risultati buoni, si mangia della frutta bene e si è tutti felici in famiglia. Quando invece si cerca di mangiare roba troppo matura, alla fine il palato non è buono e si cerca sempre dei cuochi che cercano di rimettere a posto la situazione. La cosa non funziona così. Quindi il Marietto cosa vi consiglia? Marietto vi ha sempre consigliato i circuiti gratuiti del sito capitano.it per tagliare i legami perniciosi. Quindi, chiaro che poi ci sono persone che si incaponiscono, vogliono quel cacco lì a tutti i costi, no? Magari fanno anche fare il rito giusto, gli si dice guarda che quello lì non è l'anima gemella, potrebbe essere magari un cacco così così, però lascia stare. Loro si incaponiscono, poi succede quello che succede, riescono a capire che dopo che l'hanno ricongiunto e poi danno colpa all'esoterista che non vi aveva detto, capite?
bisogna essere saggi e riuscire a capire che ci sono delle cose che possiamo fare e delle cose che non possiamo fare. È meglio sempre, come vi ho detto, sempre mi ha detto, attivare tutte quelle protezioni per fare in modo che questi cacchi mieli le prende il prossimo cliente e voi le lasciate lì. Poi che il prossimo cliente voglia andare ad ascoltare il cuoco Michelin da 20.000 stelline che cerca di rifilargli il cacco, come si dice, il cacco troppo maturo, voi almeno vi siete salvati uno stomaco o un vomito nel futuro. Boh. Esatto, la rosa, esatto, bravo. Oggigiorno parliamo di caccomile. Esatto, è così Rosa, hai ragione te. Quindi dovete, dal mio punto di vista, misurare bene il vostro cacomela che andate a scegliere, perché se trovate il verduriere, perché poi cerca sempre di rifilarvi, ma sì, sai, è andato via cacomela, ma facciamolo tornare con questo trucco. Ma signore, è sempre un cacomela maturo, troppo maturo. Bisogna scegliere la frutta secondo le proprie esigenze. Se voi sapete che in casa bisogna mangiare lungo, no? I figli, il marito, si prende una frutta piuttosto acerba, così sapete che nel giro di una settimana più o meno tutti ci mettono le mani. Ma se voi andate dal verduriere e subito lui vi vuole rifilare un cacco che non ha preso nessuno perché è un narcisista, capite il succo del discorso? A questo punto dici, ma scusate, ma se non hanno preso gli altri, ma perché lo devo rifilare io? No? Capite? Quindi, quando incontrate questi, e poi ci sono quelle che andate, no, vi incominciano a mandare luce colorata, angeli colorati, extraterrestri, insomma, di paroline che insomma sembrano che non solo vi trovano il parcheggio, ma vi aprono il conto in banca se lo dite 20.000 volte, no? Vi fanno trovare l'anima gemella e basta che ripeti il mondo blu, il mondo blu, il mondo blu, o il buco bonfine. No? Io dico, ma signore, state attirando un'egregora che voi non vi immaginate neanche cosa potrebbe capitarvi quando questa egregora non avrà più bisogno di voi. Capite? Quindi quando voi sentite questi verdurieri, lasciate stare. Marietto l'ha sempre detto, attivate cerchio colorato, cerchio di fuoco, l'ovetto colorato, i vari circuiti e poi sottopedalare a cercare il cacco gemello, no? Il cacco gemello che è poi l'anima gemella. Quando cominciate a sentire fiamma gemella, lasciate le pentole, lasciate il verduriere, via, aria, perché sennò perdete tempo e oggi siete sani, ma domani magari vi svegliate nella prossima vita con un cacco che magari, capite, è messo male. Bene, cari amici, ringrazio che mi avete seguito, mi raccomando, mangiate sempre verdura e frutta che contiene vitamine e tutto il resto. E state lontano dai verdurieri che continuano a spiegarvi come mangiare ormai frutta pasta che nessuno vuole più raccogliere. Certo, voi mi direte, ma sì, sai, però chiudo un occhio perché il cacco bello maturo c'è un berzoglino, come si dice, a ventaglio. Poi trovate, sai, ci sono persone che per mangiare certi cacchi neri trovano mille scuse, no? Però il problema è che alla fine ci si intossica se è troppo maturo, capito? Vomita. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una penale da pagare. E ve l'ho spiegato, la penale è il paradiso di Brissago. Oggi funziona così, ma nella prossima vita. Quindi il tempo che avete oggi, questo tempo grandissimo, a posto che cercare di trovare i verdurieri che vi consigliano come riciclare, no? Usato sicuro che nessuno vuole più perché è troppo maturo, è troppo in là, andate e cercate la strada per cercare il cacco gemello. Tutto quello che investite nel cercare il cacco gemello è fatto. Dal ciondolotto a 150 euro, dalle bu, da tutto quello che propone il Marietto, è un affare e non sono un verduriere, vi dico come stanno le cose. Molte persone mi hanno contattato, mi hanno detto facciamo sto rito, gli ho detto proprio di no, perché era un rito che non andava bene. Magari un altro rito poteva funzionare per trovare non lui, il cacco marcio ormai, ma per trovare il cacco gemello. Capite la differenza? E magari perdo anche clienti, però almeno sono sicuro che la prossima vita non vado nel paradiso di Brissago. Bene, cari amici, il vostro Marietto è finito qui con questa filippica della verdura, vi propongo quindi un menù a base di cacchi medi, no? Lasciate stare chi cercherà di rifilarvi sempre strategie per ricucinare, come si dice, cucinare o di mangiare
lo stesso minestrone, che in alcuni casi fa anche bene, ma in alcuni casi proprio è negativo. E vi invito questa sera alle 21 nella live del vostro Maledetto Veneziano per le sibille gratuite interattive con il Degano Maledetto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao e buon appetito.